Il suo ultimo impegno pubblico era stata l'adunata sezionale della Montegrappa a Rosà scorsa domenica. Sebastiano Favero, classe 48, dal 2013 alla guida dell'Associazione Nazionale Alpini, si trova ricoverato in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico al cuore a seguito di un malore. Fonti a lui vicine precisano che non è in pericolo di vita, ma che ha bisogno di tranquillità. Alla notizia, diffusa velocemente in tutta Italia tramite una comunicazione della sezione Montegrappa e del presidente Giuseppe Rugolo, moltissime sono state le attestazioni di solidarietà e le espressioni di vicinanza con gli auguri di pronta guarigione. Evidentemente, scrive Rugolo, la sua pur forte tempra e il suo carattere combattivo non ce l'hanno fatta sopportare lo stress causato da una campagna denigratoria vigliacca e ignobile scatenata dai soliti leoni da tastiera sul web. Il riferimento è al forte dibattito scatenatosi dopo la cerimonia di consegna del cappello alpino ai volontari delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina. Lo stesso Favero era intervenuto in prima persona con un comunicato ufficiale che esprimeva la posizione dell'associazione. Originario di Possagno, laureato in ingegneria, Favero è stato rieletto meno di un anno fa per la quinta volta alla guida dell'associazione. Tra pochi giorni le Penne Nere sono convocate a Genova per la 97esima adunata nazionale dall'8 al 10 maggio.